avere una seconda carriera come musicista di strada. 2 euro al giorno li tiro su. Attenzione, questo vlog è sottotitolato alla pagina 69 del televideo. In dialetto veneto. What's up, Monte Grappers? La sberla di casa. Oggi, dopo aver provato motoslitte, gatti delle nevi, impianti semichiusi che trasportavano birra e qualche ski lift svizzero, ho deciso di dare il meglio di me e di provare un qualcosa che non so se sia mai stato fatto prima. Iga, inventa tutte. Ma visto che non posso sempre fare da solo le bragottate, mi sono sentito con una persona speciale, veneto come me, e che è una delle cause e delle fortune dell'acquisto della mia moto, la Nuda. Eh sì, è stato proprio lui a convincermi alla fine, senza volerlo. Che bestia! No, non è possibile. Quindi oggi ho deciso di farmi dare una mano da un qualcosa che ha vita propria, di altamente tecnologico e che nel mondo dei motori ha un fascino irresistibile, di una potenza inaudita, di una copia mostruosa, di un'accelerazione incredibile, ovvero questa roba qui, il Dominator. guardate che bello che è e soprattutto I particolari. Ma la domanda è: di chi sarà mai questo bolide? Eccolo qua. Saluti! Ciao a tutti Bragotters! per chi non lo conoscesse, ma penso sia abbastanza possibile, Sinagagiri, Dennis Tarantello. Anche mia mamma mi chiama Sinagagiri ormai, quindi puoi scegliere. Andiamo a farci male? Io non pensavo. Pensavo subito. Ora vi facciamo vedere cosa abbiamo in mente. La morte in 3, 2, 1. Sento già il grip. Sei fermo. Sono proprio dalla sedia ghiaccio. Dennis, prima accelera tutto, molla la frizione di colpo e vai deciso. Dove concentrato? Mi sembra bene. Come velocità ci siamo. Bene sì, l'idea è di farmi trainare in salita da Sinna col Dominator, con le catene, e non morire né io né lui, o almeno quello è il concetto. Per una volta non farò fatica ad andare su. Che bello ragazzi, che bello. Secondo me ci cappotiamo tutti e due. Ma non diteglielo, non sono più così sicuro che funzionerà. Sì, funziona. Allora, questo pezzo di ghiaccio è molto robusto. Facciamo un nodo da scarpe che è Un groppo. fatto apposta per fare questi lavori. Mi sembra perfetto. Nel dubbio facciamone 3. Sì. Beh, ottimo. Ok. Mamma, la tensione è palpabile. Ci siamo conosciuti poco, ma è stato divertente. Qui si scrive la storia. Proviamo a mandarlo a Guinness World Record. Secondo me potremmo farcela, Sì. Bene. Io non so se riesco a girarmi, però vai. Dai, Domi. È già tanto se riesco ad andare dritto. E già tanto se riesco a stare in piedi con le mie zampette qui. Vai piano, Tesissimo. Le chiavi. Ah, beh. Sono pronto. Ci siamo, Roby. Ne ho fatte di cagate. Questa... Ti rendi conto che sei su uno snowboard legato a una moto? Puoi fare un video da fuori per piacere col telefono tuo? Sì, lì. Orizzontale. Va bene. Ci sono le tue dita davanti all'obiettivo. No. E le impronte digitali? No. Accendo. Vai. Già che parte. Il grip non è dei migliori. Non è male. Oh, funziona! Mi regolo lo specchietto all'altezza Roby Bragotto. Oh, ok. Non ci credo. Ci siamo! Non gli davo una lira, comunque. Non è vero. Ci siamo! Funziona. No, vabbè. Si Domi! No. Funziona anche bene. No, le catene. Cioè, una catena, 2 catene. Abbiamo maculato le catene. Oh. Pensavo molto peggio. Sono morte solo 2 catene? Ammetto che lo ski lift magari è un po' più veloce. Possiamo lamentare. No, va benissimo. Per essere la prima volta nella storia. Ce l'abbiamo fatta. Vuoi arrivare fino a su? Proviamo ancora senza queste 2. No, Dennis, di là ghiaccio. Ci sei, Roby? Eccolo! Sì, Roby! Vai, Roby! Vabbè, ma che comodità. Posso anche guardare il panorama. Bellissimo. Vai, Roby! Vai, Roby, vai, Domi! Al Domi non servono le catene. Ho parlato troppo presto. Faccio... Sto navigando praticamente. Raccolgo catene io per strada. Dai che ci siamo! Che lusso! Che lusso! Ma che idee geniali abbiamo avuto! Pazzesco!
Sono in cima? Sì. Questa era per strada. Grande. Abbiamo finito tutta la frizione, quel poco che avevo. Però siamo arrivati su. Era scontato che ce la facevamo. Che abbiamo fatto? Grande Domi! Sei tu. Non dico niente, ma quante altre volte avete visto una moto, un Domi, che traina uno in snowboard? Forse in Russia. Sì, decisamente in Russia l'hanno fatto di sicuro. Almeno ora mi godo una discesa senza dover risalire a piedi. Bellissimo. Con la neve un po' slashy. Frappe! Oh, che bellezza! Spettacolo! E senza far fatica? Non voglio più comprare un gatto, voglio comprare un Domi. Però voglio anche comprare un Sinna sul Domi con le catene. Tutti i giorni, tutto il giorno. È stato troppo divertente. Sinna! Ehi, andiamo a mangiare? C'è un po' di fame qui, eh. Oh! E voilà, ecco. Potessi rientrare un attimo. Sì, perfetto. Pappardelle? Dove vuoi? Sono tutte per lui. Allora facciamo così, guarda. Sì, perfetto. Cervo, cinghiale, tomane, vacca. È stato molto bello. È stato molto bello conoscerti, Roby. Spero che ci ritroveremo presto. Magari al bar con meno freddo e senza moto. Sì, magari la prossima volta facciamo al bar, va bene? Ciao, grazie Ciccio, grazie mille. Saluti. Perché sennò dopo sincronizzo di merda. Che bella la sincronizzazione, mi piace sempre. Fatto? Mi senti? Forte e chiaro. Era staccato il tuo microfono. Ma ero io che non sentivo con le mie orecchie. La fatalità il mio si è staccato, no? Era il tuo microfono. Che poi anche se si staccava il tuo era il mio. Esatto. Che belli! E da un tramonto che non ha senso, guardate qua che roba. Non mi resta che una cosa da fare, come al solito. Oh! Voilà! Tornare a far fatica. Era così comodo avere un Sinna a portata di mano, ma almeno torno con stile. Ah, là. Salute Fioi. Non c'è cosa più divina che una birretta in montagna di prima mattina. No, non era così forse. Quanto Zebea Amona. Ringraziando Sinna per le risate, per il traino e per l'ottima compagnia. Vi ricordo che in descrizione trovate il suo canale per chi già non lo conoscesse, ma mi pare abbastanza impossibile. Quindi dateci un'occhiata perché fa morire da ridere. E grazie anche a te Ciccio numero 1. Insieme a tutti voi direi che è il momento di fargli una minaccia. Guardate il suo video nel suo canale, gottirà uno spuaccio, e convincetelo attraverso i commenti di farlo venire con me in snowboard. Non l'ha mai provato Tosi e magari mi farà provare il Domi. Che ne dite? Perché sarebbe davvero bello riuscire a fare qualche altro video insieme. Potrebbe uscirne qualcosa di epico. Ricordandovi di iscrivervi al canale, insomma, le solite robe. E su Instagram trovate il mio lavoro e le mie foto. Grazie ancora a tutti, ci si vede presto e ci si vede alla prossima. Ciao, wow, 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 wow. Ma veramente riaprono gli impianti? Mi imbriago, adesso però. Salute.